da Sicilia 24 i titoli del nostro telegiornale. Catania tra le province italiane nelle quali è stata riscontrata la circolazione del virus West Nile. L'infettivologo Cascio, la malattia è mortale solo nell'1% dei casi. Dopo la minaccia di dimissioni, il presidente della regione Schifani rimodula le deleghe in giunta e riassume le competenze su fondi europei al posto di Falcone. Il suo vice San Martino ha i rapporti con il Parlamento e con la presidenza dell'ARS. Ondata di grande caldo ed è subito rischio incendi in Sicilia, forestali al lavoro, ma la prevenzione in forte ritardo. Dalla Francia un farmaco rivoluzionario per curare i danni cerebrali causati dalla dipendenza da cannabis. A capo del gruppo di ricercatori un professore palermitano, nello staff anche un docente catanese. Concerti, spettacoli ed eventi culturali animeranno l'estate del 2023 a Catania. Ne parliamo tra poco perché è stato presentato appunto a Palazzo degli Elefanti il Catania Summer Fest. Ancora ben trovati da Sicilia 24. In Italia salgono a 3 le province nelle quali è stata dimostrata una circolazione del virus, appunto del West Nile. È stata dimostrata in vettori come zanzare ed altri animali da loro contagiati. Tra queste province c'è anche Catania, ma ci dice tutto Emanuela Corsi. Il virus del West Nile è nuovamente ricomparso in 3 province italiane. Tra queste, nella provincia di Catania, è stata confermata la positività in un gruppo di zanzare, mentre a Varese e a Ravenna è stata confermata la positività negli uccelli. Dall'inizio del mese di maggio 2023, però, non sono stati segnalati in Italia casi confermati di infezione nell'uomo. È quanto riporta il bollettino curato dal Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Centro Studi Malattie Esotiche dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. In generale, come ci spiega il professor Antonio Cascio, è una malattia che si presenta in maniera asintomatica. Diciamo che nell'80% dei casi possiamo dire che la malattia è completamente asintomatica. Poi c'è in un 10%, in un 20% ci sono sintomi tipo l'influenza, sintomi non specifici. E solo nell'1% dei casi c'è la malattia neuroinvasiva che può essere purtroppo anche mortale. Ma come si può diagnosticare allora il contagio? Generalmente non ci si pensa, a meno che non ci sono i segni della malattia neuroinvasiva. E in questo caso appunto ci sono segni di meningite, segni di encefalite, segni ci possono essere pure delle paralisi simili a quelle della poliomelite. Particolarmente forte è stata l'epidemia dello scorso anno. Dall'inizio di giugno a novembre 2022 erano stati segnalati in Italia 588 casi confermati di infezione e di questi 295 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva. In Sicilia furono segnalati 3 casi, di cui uno mortale a Palermo. Quali sono allora le cure in caso di contagio? C'è una terapia di supporto che deve essere fatta, ma non una terapia antivirale specifica e efficace. È importante prevenire il contagio con alcuni accorgimenti. Cercare di stare lontani dalle zanzare, usare repellenti, zanzariere, bonificare dove si formano raccolte dell'acqua, le fioriere. Il periodo più critico per gli esperti è tra agosto e settembre. E si è conclusa con un sopralluogo al centro di accoglienza di Lampedusa la visita della Commissione per le libertà civili dell'Unione Europea. Nell'isola intanto continuano gli sbarchi. Il servizio di Lorena Dolci. È il prefetto Francesco Zito, direttore delle politiche migratorie del Ministero dell'Interno, a spiegare alla Commissione per le libertà civili dell'Unione Europea, in visita a Lampedusa, la dinamica dell'ultimo naufragio al largo dell'isola. Un barchino con circa 50 persone e nel momento del soccorso da parte della Capitaneria, purtroppo, come capita a volte, si sono spostati tutti da una parte. Parliamo di un barchino di 6 metri in metallo con 50
50 persone a bordo. Dai racconti dei 44 migranti sopravvissuti esistono ancora versioni contrastanti sul numero dei dispersi e su quando siano scomparsi, smentite invece decisamente le voci di cadaveri recuperati. Sull'isola è un'emergenza continua, nella notte altri 4 sbarchi con 168 migranti. Gli ultimi barchini soccorsi, tutti salpati da Sfax, avevano a bordo da 31 a 53 persone, fra cui donne e minori. I migranti provenienti da diversi paesi dell'Africa hanno dichiarato di aver pagato fino a 2.500 dinari tunisini per la traversata. Tutti sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, che nonostante i continui trasferimenti con i traghetti di linea rimane sempre sovraccarico. Abbiamo qui nel centro circa 650 persone, più o meno 650 persone. La capienza sono 389, ieri erano 1300. Intanto la Commissione ha incontrato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, riparando lo sgarbo istituzionale quando il primo cittadino li attendeva all'aeroporto dell'isola, mentre la delegazione, per un cambio di programma, era già salita a bordo della nave Dattilo della Guardia Costiera per una simulazione di operazioni di soccorso nelle acque. Pace fatta dunque con il presidente spagnolo Juan Fernando López Aguilar, che ha manifestato alle autorità locali tutta la solidarietà dell'Unione Europea nell'ottica di una condivisione delle responsabilità. Nella giornata conclusiva, la visita guidata degli eurodeputati al centro di accoglienza per migranti e richiedenti asilo, da qualche mese gestito dalla Croce Rossa. Per i migranti, oltre a vestiti, ricovero e pasti, a disposizione anche alcune stazioni di ricarica dei cellulari. Il primo messaggio per le famiglie rimaste a casa: ce l'abbiamo fatta, siamo vivi. Ed emergono altre testimonianze proprio in relazione all'ultimo naufragio, perché 4 migranti hanno raccontato di essere stati salvati dopo che la loro barca è naufragata nella prima mattinata di martedì scorso, dopo 6 ore di navigazione. Hanno detto che altri 5 migranti dovrebbero essere stati salvati da un'altra imbarcazione. I 4 erano a bordo del barchino di 7 metri, con a bordo appunto 47 persone, 13 donne e 2 bambini tra questi, che è stata soccorsa in area SAR dalla Guardia Costiera e poi trasferiti appunto a Lampedusa. E intanto si vanno normalizzando i collegamenti marittimi a mezzo navi traghetto con le Eolie dopo la concessione della facoltà d'uso a Caronten Tourist e Isole Minori per le 6 unità poste sotto sequestro lunedì scorso dalla Guardia di Finanza. Oggi la compagnia messinese effettuerà 4 collegamenti, immettendo in linea l'isola di Stromboli e l'isola di Vulcano con 2 delle navi sequestrate. L'altra nave impiegata sarà la Paolo Veronesi, che effettuerà 2 corse, la prima da Milazzo per Panarea e Stromboli, trasportando infiammabili e altre merci pericolose. La seconda serale sempre da Milazzo per Vulcano, Lipari e Santa Marina di Salina. Da domani saranno ripristinate tutte le linee, come da itinerari appunto orari in vigore. All'indomani della minaccia di dimissioni che sarebbe stata pronunciata dal presidente Schifani a margine dell'Aula nella notte per bloccare il voto su Taormina Arte, appunto il presidente della regione rimodula le deleghe della sua giunta. Sentiamo come nel servizio di Manlio Viola. Sarà il vicepresidente della regione, il leghista Luca Sammartino, ad occuparsi dei rapporti fra il governo e il Parlamento in Sicilia. Il presidente della regione Renato Schifani lo ha deciso nel giorno che segue le polemiche dopo lo stop alla norma su Taormina avvenuto nella notte durante la trattazione della manovra finanziaria regionale aggiuntiva. L'assessore all'agricoltura e vicepresidente della giunta dunque è delegato del presidente Schifani. Dovrà occuparsi lui di dirimere non una contesa ma certamente un'irritazione che non può e non deve diventare istituzionale fra il presidente della regione e il presidente dell'assemblea, scaturita dai fatti della notte quando Schifani ha bloccato il voto su un provvedimento riguardante Tao Arte che il presidente Galvagno stava proprio per mettere ai voti. Una scelta della quale è scaturito uno scontro con il sindaco di Taormina e deputato regionale leader di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, che oggi ha anche attaccato con verbale violenza il presidente della regione durante una delle sue dirette social, ricevendo sempre in diretta anche la telefonata di Gianfranco Miccichè. Una telefonata che ha subito
subito fatto pensare ad una collaborazione fra De Luca e Miccichè, fatto che peraltro non sarebbe del tutto nuovo. Già l'assessore al turismo Scarpinato aveva avviato un percorso di chiarezza teso a stemperare possibili attriti, smentendo le ricostruzioni circolate rispetto a quanto accaduto nella notte. Non ho mai ricevuto minacce dal presidente Schifani, con il quale stiamo lavorando in piena sintonia e totale sinergia per il bene della Sicilia, ha detto chiaramente l'assessore, mettendolo anche nero su bianco. Ma la tensione c'è ed è palese. Tensione fra maggioranza e opposizione e tensione dentro la maggioranza, sia con Fratelli d'Italia che dentro la stessa Forza Italia. Nella sua riorganizzazione delle deleghe, infatti, Schifani ha anche deciso di riprendere il controllo sui fondi comunitari, delegato fino ad ora all'assessore all'economia Falcone. Una scelta che viene alla vigilia della definizione della nuova programmazione relativa a fondi comunitari 21-27 e alle risorse del PNRR. È presa, fanno sapere dagli uffici di Schifani, sulla spinta di una conseguente richiesta dei partiti di maggioranza. Si prospetta un weekend non proprio sereno nel mondo della politica siciliana. Temperature elevate in Sicilia in questo inizio d'estate, già ieri nel Palermitano i primi roghi e purtroppo in queste condizioni appunto di temperature il rischio incendi aumenta notevolmente, ma i forestali si trovano in affanno, nessuna prevenzione è stata in realtà effettuata. Il servizio. Fuori ci sono 35 gradi, siamo alla zona industriale di Catania. I bordi strada, le rotonde, i controviali dovrebbero essere ripuliti, invece è il regno delle erbacce. Da qui è partito 3 anni fa l'incendio della Playa, che come l'80% dei roghi viene provocato da una cicca o da una bottiglia di vetro. L'allarme per gli ultimi incendi è partito da questa torretta di avvistamento all'interno dell'oasi del Simeto. Il signor Francesco ha il controllo a 360 gradi e se vede fumo si collega alla centrale del 115 che allerta le pattuglie. Per tutto il litorale sud di Catania ci sono 4 squadre di 4 uomini H24, in pratica una per turno. Questi sono i forestali della più vicina. 91 ho cominciato, ora sono qua. Lui è uno degli operai forestali assunti ogni anno dalla regione, età media 55 anni. Fanno 151, 101 o 78 giornate lavorative da giugno a ottobre. Sono stati ridotti in 10 anni da 30.000 a 17.000 dipendenti. La dignità degli operai forestali credo che sia la categoria più trattata male su questo punto di vista, considerando che sono contratti a tempo determinato, da una vita praticamente. 5.000 sono del servizio antincendio, 3.000 addetti alla manutenzione, poi ci sono le vedette e gli autisti in un accavallarsi di competenze fra 2 assessorati regionali, territorio e agricoltura, sempre a corto di fondi, azienda foreste, corpo forestale e protezione civile. Tempo è poco e gli operai, anche se sembra un numero così grande, in realtà sono pochi per la vastità delle aree che si dovrebbero ripulire. Su Catania saranno all'incirca sui 2.200-2.300 comunità impegnate, ma sono stati assunti una piccola parte quasi metà di maggio, l'altra parte i primi di giugno. Ad oggi si è fatto neanche il 10% dei viali parafuoco, prevenzione incendio. Questo che vedete è un tratto di viale tagliafuoco, è una zona che dovrebbe fare da barriera in caso di incendio tra il bosco, la vegetazione e le case che sono poco distanti. In realtà vedete in totale stato di abbandono. Ma neanche i comuni o la città metropolitana provvedono a creare barriere antifuoco. Così anno dopo anno il rischio incendi viene gestito solo in emergenza e mai in prevenzione. Per il sindacato è un problema di carenza di operai, di fondi e di progettualità e chiede da tempo una riforma per l'immissione di personale nuovo. L'assessore regionale al territorio, Pagana, annuncia un coordinamento tra le varie centrali operative e conferma la fornitura di oltre 100 di nuovi mezzi di spegnimento che però arriveranno entro l'anno. Nel frattempo le temperature continuano a salire. Qua l'estate dura 8-9 mesi, qui ci sono venti eccezionali e tutto, poi è cambiato il clima, gli operai dovrebbero essere messi in campo per la loro professionalità tutto l'anno, le temperature non aspettano la politica ma faranno il suo corso. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, un farmaco rivoluzionario che curerà la dipendenza da cannabis. È una scoperta che arriva da un team di ricercatori francesi, o comunque che si trova a Bordeaux in Francia. A coordinare tutto un professore palermitano, un luminare che ovviamente ha portato a termine una ricerca durata più di 8 anni. Nel team anche un professore dell'Università di Catania, lo abbiamo intervistato. Un fenomeno dilagante, quello del consumo di cannabis tra i giovani, seguita da nuove sostanze psicoattive, cannabinoidi sintetici, cocaina, allucinogeni e stimolanti. Dal 2020, anno nel quale si è rilevata una forte flessione, probabilmente legata alla pandemia, i consumi di cannabis nel corso degli anni successivi sono cresciuti in modo esponenziale, all'aumentare dell'età passando dal 4,9% tra i quindicenni al 26,8% tra i diciannovenni. Numeri e percentuali che sembrano spaventare poco i giovani consumatori, ma che invece hanno attivato da molti anni la ricerca scientifica, tanto che oggi, proprio dalla rivista Nature Medicine, giunge la notizia importantissima che riguarda la scoperta di una nuova categoria farmaceutica, la prima al mondo efficace nella cura dell'intossicazione acuta da cannabis. La ricerca è coordinata a Bordeaux, in Francia, da un palermitano, il professor Pier Vincenzo Piazza, uno dei più autorevoli scienziati al mondo. Nel team c'è anche un catanese, il professore Filippo Caraci. La F0117 appartiene a una nuova classe farmacologica, gli inibitori del signaling dei recettori per i cannabinoidi, una nuova classe che è in grado, imitando un meccanismo naturale che è già presente nel pregnenolone, che il nostro cervello produce in grande quantità a seguito di intossicazione acuta da cannabis, questi farmaci riescono a contrastare gli effetti soggettivi della cannabis. Ma quanto sono consapevoli i ragazzi dei rischi legati al consumo di cannabis? Non c'è una piena consapevolezza del danno neurotossico indotto da alte concentrazioni del THC. Cos'è il danno neurotossico? Cioè, purtroppo ormai esistono forme di cannabis con un così grande elevato contenuto di THC, di tetraidrocannabinolo, che di fatto possono compromettere le funzioni cognitive a breve, medio e lungo termine. Si parla di percentuali di THC anche del 30-50% fino all'80% per i quali esiste una banalizzazione della percezione del rischio, anche a causa della definizione di droga leggera attribuita alla cannabis. Come si fa a definire leggera una droga che, anche se non dà una sindrome astinenziale completa, è neurotossica, cioè danneggia il cervello e danneggia il suo funzionamento cognitivo? Non le possiamo definire droghe leggere. Noi voltiamo decisamente pagina, perché ieri mattina a Palazzo degli Elefanti è stato presentato il ricco cartellone di eventi per l'estate catanese, il Catania Summer Fest. Teatro, musica, cultura, danza, arte, concerti. Si alza il sipario sul Catania Summer Fest edizione 2023. A partire dal 23 giugno e fino all'8 di ottobre, oltre 170 eventi organizzati dal Comune Etneo con la direzione cultura guidata da Paolo Di Caro, in collaborazione con operatori e associazioni culturali, Teatro Stabile, Teatro Massimo Bellini e Istituto Musicale Vincenzo Bellini, per dirne alcuni. Un successo annunciato che segue quello dello scorso anno con più di 300.000 spettatori. L'anno scorso abbiamo avuto 300.000 spettatori, con un incremento dei pernottamenti negli alberghi a dimostrazione anche di una forte presenza turistica. Se a questo si considera anche la qualità degli artisti che saranno impegnati, ci rendiamo conto di quanto sia effettivamente eccezionale lo sforzo compiuto dai direttori De Caro e Ferraro e dall'amministrazione intera, ricordiamo a costi assolutamente risibili per le casse comunali, perché tutto quanto sostanzialmente si autosostiene. Molti spettacoli anche per i giovanissimi. Molti spettacoli per i giovanissimi. Io ho un figlio di 12 anni che praticamente vorrebbe venire a tutti, non sempre sono felice anche delle sue scelte musicali, però ho visto che comunque raccolgono, intercettano l'interesse dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani. Gli spettacoli, alcuni gratuiti, altri a pagamento, si terranno sia al centro, Villa Comunale, Palazzo della Cultura, Castello Ursino e la chiesa San Nicolò l'Arena, che in periferia, proprio nell'ottica di coinvolgere e integrare le zone della città più marginali. Tra i nomi più attesi, Loredana Bertè, Articolo 31, Salmo, Tananai, Francesco Caviso e poi Mr. Rain, Sfere Basta, Baustel, Diodato, Amanda Sandrelli, Ernia, Lazza e ancora Rocco Hunt e Gabbani.
Ciao ragazzi, sono Rocco Hunt e volevo dirvi che sono molto felice di ritornare a Catania il 17 agosto a Villa Bellini con un concerto imperdibile. E là, salve a tutti, sono Francesco Gabbani e con questo video volevo comunicarvi il mio grande entusiasmo e la mia grande gioia e anche l'onore che ho di fare tappa con il mio tour Ci vuole un fiore a Catania, a Villa Bellini. I primi eventi venerdì 23 con Amanda Sandrelli impegnata nella Lisistrata di Aristofane a Palazzo della Cultura, il caffè letterario al Castello Orsino e l'Opera dei Pupi nella chiesa di San Nicolò l'Arena. Il programma completo si trova sul sito internet del Comune di Catania. Adesso ci fermiamo ancora, ritorniamo tra poco e ci occupiamo di tennis. Ultima parte del nostro telegiornale, a luglio gli internazionali femminili di tennis a Palermo, tante le big in gara al country. Sentiamo Marco Gullà. Manca sempre meno ai 34esimi Palermo Ladies Open, prova tennistica del circuito WTA 250 in programma sui campi del Country Time Club di Palermo dal 15 al 23 luglio. È stata anche svelata l'entry list che sarà impreziosita dalla presenza, oltre che dalla numero 11 al mondo, la russa Daria Kasatkina, e dall'ex top 10 ucraina Elina Svitolina, anche da ben 5 azzurre, a cominciare dalla finalista della passata edizione Lucia Bronzetti, oltre che da Elisabetta Cocciaretto, numero 1 d'Italia, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani, una delle beniamine del pubblico palermitano. È parecchi anni che facciamo questo esame di luglio, però ogni volta ci si approccia con un po' d'ansia, come tutti gli esami d'altra parte. Speriamo che vada bene. Ma a detta del direttore del torneo Oliviero Palma ci possono essere sorprese importanti. A tal proposito il comitato organizzatore del Palermo Ladies Open volerà a Wimbledon per provare a convincere ulteriori top player. Credo che sia tra i tornei più forti che abbiamo giocato in questo circolo. Daria Kasatkina chiaramente è la testa di serie numero 1, è stata numero 8 del mondo, oggi entra come top 10, a seguire tante altre giocatrici, ma credo che in mezzo a queste tante giocatrici c'è Elina Svitolina, che è una delle più famose giocatrici del panorama tennistico moderno. Lei si è fermata per un anno per la maternità. Sale anche la febbre a livello di abbonamenti, al momento raggiunta quota 6.000 tessere staccate. Con questo servizio si chiude Sicilia 24, prossimo appuntamento con l'informazione su Telecolor alle ore 14. Vi lascio adesso con Desiree Ferlito, Angelo Gagliano per il consueto appuntamento con Buongiorno Sicilia. A tutti buona giornata.